Sono grato alla preside, ai docenti, al consiglio d'istituto per questa visita che ho potuto fare a questa scuola, ai suoi 3 plessi. Grazie per l'accoglienza, ma grazie soprattutto per aver approfondito quel messaggio che ho dato all'inizio dell'anno. Un messaggio che va a favore, che ridonda a favore di tutta la società civile. Il richiamo a Don Pino Puglisi per i cristiani è un martire perché è stato ucciso non solo per il suo impegno di contrasto alla mafia, ma in odio alla fede, quella fede che lo ha animato in questo suo intento così forte. Ma è un modello per tutta la società civile, per lo Stato italiano, perché è una persona che ha lavorato per risanare quanto di meglio c'è nella nostra realtà, nelle nostre città, le famiglie e i giovani. La sua dedizione al quartiere Brancaccio per i ragazzi, per far sì che grazie all'istruzione, alla parrocchia, all'oratorio, al centro Padre Nostro non cadessero nelle grinfie della mafia, ci ha consegnato un modello che deve essere sempre vivo e che dobbiamo tenere presente, qualunque sia la nostra professione, anche la nostra fede. La sua frase penso che sia davvero universale, un monito, un impegno per tutti. Se ognuno fa qualcosa, allora possiamo fare molto. Anch'io volevo ringraziare il Vescovo perché per noi è stato un grandissimo onore riceverlo e riceverlo così su tutti i plessi. È stata un'occasione per poter dire ognuno la propria ed è stata anche un'opportunità per poter riflettere ogni plesso con le sue diversità, con le sue caratteristiche, su un messaggio che però è comune a tutti e che non è soltanto il messaggio della Chiesa o della scuola, ma è un messaggio della società, è quello che facciamo noi a scuola, non è altro che cercare di creare delle persone responsabili e che ognuno, seguendo sia la Costituzione, ma anche i valori comuni che sono di tutte le religioni, possa dare il proprio contributo. Alla fine lo studio non è finalizzato alla conoscenza delle discipline e basta, ma lo studio delle discipline serve per formare delle persone migliori che possano contribuire con le loro capacità, con le loro potenzialità e nel contesto in cui sono inserite alla crescita del paese. Per me è stata oggi una giornata davvero emozionante. Grazie. Dove grazie anche alla presenza del Vescovo che ha centralizzato questa scuola distribuita su vari territori che hanno anche delle caratteristiche diverse, un pensiero comune, cioè fare in modo che questo mondo, grazie all'impegno di ognuno, sia migliore. Grazie davvero, grazie. Bene, buon lavoro.